Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, Sammy Varin, l'audizione di Mario Draghi e c'è Claudio Borghi Aquilini che sta parlando. Sul cursore, sentiamolo. Ecco, siamo ai soliti sfigati, appena finito Claudio Borghi di replicare a Draghi che ha detto la nostra sicurezza è messa in discussione da Trump. Per la difesa comune serve una catena di comando UE. Così ha detto poco fa Mario Draghi in audizione al Senato. L'ex presidente del Consiglio l'ultima volta qui era stato sfiduciato. Oggi è il consulente speciale della Presidente della Commissione von der Leyen. I nostri valori sono messi in pericolo. Così la mette giù il sito del Corriere. Vediamo come ce lo sistema in pagina Repubblica. Apre con un guasto sul nodo ferroviario di Milano, treni alta velocità in ritardo fino a 60 minuti e cancellazioni. Poi sotto Draghi al Senato, la difesa comune è un passaggio obbligato, maggior ritorno industriale, aggiunge. Chiaramente avremo poi modo di sentire gli interventi dei nostri politici, dicevamo Claudio Borghi Aquilini che abbiamo ospitato poco prima delle 10 per raccontarci che cosa potrebbe accadere quest'oggi. C'è stato un terremoto a Potenza, magnitudo 4,2, evacuate scuole e uffici. E naturalmente il Medio Oriente, Gaza, la tregua è finita, raid israeliani, centinaia di morti, secondo i media è stato ucciso un ostaggio. Torniamo sul sito del Corriere perché sappiamo anche cosa accadrà questo pomeriggio. Attendete una telefonata tra le 14 e le 16, cari ascoltatori, magari vi chiama Trump. No, la telefonata tra Putin e Trump ci sarà tra le 14 e le 16, comunica il Cremlino. Queste le notizie principali del momento, ma lo sapete, quando c'è Sammy Varin c'è anche la musica indipendente, ci sono i vostri messaggi tra pochissimo arrivati al 340 6709 659 e c'è il nostro artista indipendente Minimo che si presenta, si chiama Albert Mar, è Alberto Marcazzan, arriva da Cervia. Pensate, la pensione gli ha permesso di dedicarsi alla sua più grande passione, che è proprio la musica. Mi ha scritto una mail dicendo: caro Sammy, questa notte ho deciso, scrivo a Sammy. Ti giuro, mi ha scritto una mail inviandomi le sue produzioni e da bravo pensionato ha trovato il tempo per dedicarsi alla cosa più bella che gli piace, cioè la musica. Beh, ci ha mandato anche un saluto prima di sentire la sua canzone. E dimmi che cosa che vuoi sentire? Dopo il saluto. Dopo il saluto. Allora, prima sentiamo la canzone. La canzone si chiama Let's Shake Ourself.
qua, sono Aldo Mare. Un grosso saluto a Sammy, un grossissimo ringraziamento sia a Sammy che a tutta la Radio Libertà. Un salutone a tutti gli ascoltatori e questa canzone che ascolterete mi invitano a addormentarsi troppo, perché qui piano piano ci stanno rubando tutte le nostre libertà e ci fanno mancare quelle belle sensazioni che uno provava e che ha provato nel cammino della sua vita e vorrebbe ancora provare. Un saluto grosso a tutti quanti e grazie ancora a Sammy e a Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Con un saluto di incoraggiamento ad Albert Mar, musica fatta in casa, signori, in quel di Cervia, da Alberto Marcazzan, da scoprire perché poi è anche un genere particolare, fatto da un diversamente giovane e della nostra età, grandicello, appena entrato in pensione e che giustamente trova il tempo e lo spazio per sfogare i propri istinti musicali e noi ve lo diamo questo spazio perché ci chiamiamo Radio Libertà. 11:12, il buongiorno rinnovato, Sammy Varin e Potere al Popolo, certamente tra poco ci collegheremo anche con il territorio, oggi commentiamo le notizie insieme a un consigliere regionale della Valle d'Aosta. Prima però giustamente un po' di appuntamenti da non scordare targati Lega e un po' di vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Giovedì 27 marzo a partire dalle ore 19, scusate, presso l'Elmec Bistrò in via Pret 1 a Brunello, siamo in provincia di Varese, apericena e talk sull'intelligenza artificiale, la Lombardia che verrà. Tra i relatori Gabriele Fava, presidente INPS, e Monsignore Luigi Mistò, presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria della Santa Sede. Giovedì 27 marzo, ore 19, eccolo qua, il volantino, l'intelligenza artificiale, la Lombardia che verrà a Brunello, in provincia di Varese, un invito che ci è arrivato da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega qui in Lombardia. Sabato 29 marzo alle 10 a Padova, Fiera di Padova, verso il congresso, tutta un'altra efficienza, la sfida dell'autonomia. Sabato 29 marzo, ore 10, Padova, Fiera di Padova, Luca Zaia, Matteo Salvini, Roberto Calderoli. Chiaro che se siete in zona, sabato 29 marzo, ore 10, si parla di autonomia in quel di Padova. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul nostro territorio, ma anche chiaramente sul vostro. Le vostre segnalazioni devono arrivare qui al 340 6709 659 e io ve le leggo in tempo reale. Questa arriva da Napoli, questo venerdì 21 marzo alle 16:30, anche qui ospitoni per parlare questa volta di sicurezza. Venerdì 21 marzo ore 16:30 Napoli, Città della Scienza, Matteo Piantedosi, Matteo Salvini, Giuseppe Valditara. Appuntamento questo venerdì 21 marzo ore 16:30 Napoli, Città della Scienza, Sala Newton, via Coroglio 57. 22-23 marzo, la 10ª edizione nazionale 2025 per la Scuola di Formazione Politica. Roma, 22-23 marzo, Palazzo Rospigliosi, via 24 maggio 43. Tutte le informazioni sul sito scuoladinformazionepolitica.it. Appuntamenti da non scordare targati Lega, inviateli a me, inviateli al 340 6709 659. Chiaramente trovate poi tutto quanto sul sito legaonline.it. Sappiamo bene
avendolo vissuto sulla nostra pelle, quanto sia esperto nel mentire il consulente Drago. Cittadino pecora, senza il siero mortifero muori e uccidi gli altri, il contrario della verità. Rispetto al drago dittatore, il serpente antico era una tenera pettegola. È vero. E sono sicuro che apprezzerete quello che gli avrà risposto Claudio Borghi Aquilini. Sentiremo negli appuntamenti con il Qui Parlamento, naturalmente, cosa si è mosso e cosa si sta muovendo proprio in queste ore al Senato con l'intervento di Mario Draghi. Poi il bello, certo, viene nel pomeriggio, dopo le 14, arriva la Presidente del Consiglio. Amico, a Draghi è una parola mastodontica, ci scrive Erminio, amico Draghi, ci mancherebbe altro. Se mi ascoltala bene, questa invece è cantato da Luca Carboni, quella di Claudio Lolli è un incanto musicale e di testo, non c'entra la politica, c'entra con i sentimenti più profondi nell'animo di ogni rivoluzionario come siamo noi. A proposito del pezzo Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli, c'è anche la versione di Luca Carboni con Riccardo Sinigaglia, e qui ce li fate censurare tutti quanti, gli artisti. Dopo Altalena Boy, allora, lo state richiedendo di nuovo, fermi, cosa fate? Prima ancora qualche messaggio, poi se fate bravi. Altalena Boy, signori, il brano all'indice di Lucio Corsi, il cantautore che è arrivato secondo a Sanremo, che parteciperà tra pochissimo all'Eurofestival. Gli hanno trovato un pezzo di 10 anni fa in cui parlava male degli zingari. Lucio Corsi, leghista celodurista. Ma che? Beh, da quando la Lega parla male degli zingari? Ma dove? Ma per piacere. Buongiorno, ma noi leghisti quante denunce avremmo dovuto fare per i tanti che ci hanno sempre denigrato in ogni modo? Carameri, è vero, ce le siamo beccate anche le mazzate proprio. Mirko dalla provincia di Savona, vi ho appena fatto un piccolo versamento, grazie, di 20 euro. Da diversi anni seguo, voto la Lega e ascolto la vostra radio. Vi ringrazio per la vostra informazione continua. Vorrei esprimere la mia personale gratitudine ai conduttori e ai parlamentari leghisti, Borghi, Bagnai, Salvini. È la prima volta che scrivo. Mi auguro che presto usciremo da questa gabbia della disunione europea. Grazie Mirko, grazie e grazie a tutti voi chiaramente che apprezzate il nostro lavoro, lo facciamo con umiltà, siamo una radio di nicchia ma che trasmette quello che le altre radio non possono trasmettere, e se ci date una mano economicamente lo potete fare attraverso il sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati. 20 euro sono quasi tante, a me ne bastano 5 di euro, o attraverso il conto corrente postale 3767 1294. La prima volta che andate in posta, conto corrente postale 3767 1294, intestato a Radio Libertà Milano. Grazie davvero Mirko e grazie a tutti coloro che ci vogliono bene e anche quelli che ci vogliono male, assolutamente. Ma non si vergogna Tajani a votare una hitleriana? Anche Tajani sta con Hitler? No, prendo le distanze assolutamente. E perché Totti non dovrebbe andare in Russia? Totti è libero di andare dove vuole, o no? Chi glielo proibisce? Sammy Rosa da Crema, non ho più sentito la nostra Antonella. È vero, no, ogni tanto appare. Antonella, chiamaci 0292947222. Buongiorno Sammy, chiede ai politici che intervisti se sono disposti ad andare loro in prima persona in guerra e a mandare i loro figli. Caro Giovanni, quelli che intervisto io non sono assolutamente disposti, sono della Lega. Ciao Sammy, ho sempre questa idea, ma chi giova la guerra? Ai soliti che devono fare i soldi, vedi Covid, vedi anche il sistema auto, tutti in crisi per creare auto elettriche, far guadagnare i soliti. Soldi, facciamo i soldi. Bravo Marco, proprio così, è vero. Sei il Grimoldi tu? Boh, chi lo sa, sei il nostro Grimoldi. Ancora più complimenti. Certo, soldi, facciamo i soldi, ma adesso ci saranno i carri armati elettrici, per caricarli ci vuole una vita, ma quando sono carichi, ragazzi,
pompa il carro armato. Dai, sono le 11:20, ancora WhatsApp al 340 6709 659, ci scrive Cesare: lontani come siamo dalla retorica patriottarda sul 17 marzo di tanti falsi nazionalisti che poi vogliono l'Italia sottomessa all'Europa, chiediamo al governo e al Parlamento, malgrado il sabotaggio della Corte Costituzionale, la concessione dell'autonomia regionale a partire dalla Lombardia e dal Veneto. Bravo Cesare, e non dobbiamo dimenticare questa cosa, che poi la salvezza, la vera salvezza dell'Italia, l'autonomia, riuscire a mantenere un po' di soldi nel nostro territorio per aiutare i nostri cittadini. In un momento come questo è facile dimenticarsene, è il caso di essere con i piedi per terra e soprattutto fare buon viso a cattivo gioco, come all'audizione di Draghi che avviene proprio in questi minuti. Draghi, la difesa comune UE, passaggio obbligato, serve un debito comune. Ma io mi fermo perché ho una richiesta musicale. Lo so, signori, lo so, non riesco a resistere alle vostre richieste. Quando mi richiedete Lucio Corsi, io ve lo trasmetto. Perché? Perché questa è la canzone del momento, censurata dagli amici Rom, che salutiamo chiaramente, perché i Rom non rubano, soprattutto non rubano i bambini, ma Lucio Corsi in questo pezzo Altalena Boy di 10 anni fa ha detto che i Rom rubano i bambini. Lo faranno andare ugualmente all'Eurofestival? Quasi quasi io spero di no, ma ci sentiamo. Altalena Boy sul cursore.
E che devo dirti? Piace questo Lucio Corsi, ci porta nel tuo mondo, nel suo mondo, nel nostro mondo che abbiamo dentro di noi e che ascoltando gli artisti di oggi non esce per nulla perché ci fanno sentire di quelle porcherie. Questa canzone però ha 10 anni, è Altalena Boy di Lucio Corsi quando era ancora assolutamente sconosciuto, ma adesso che è diventato un po' più conosciuto è arrivata la polemica, già, discrimina i Rom, scrive oggi il quotidiano Libero. Lucio Corsi sotto accusa. C'è il marionettista Nikolic che dice in una canzone dice che gli zingari rubano i bambini, ma è falso. Noi abbiamo sentito questa canzone che si intitola Altalena Boy e effettivamente a un certo punto se la prende con gli extraterrestri, questo bambino l'hanno preso gli extraterrestri, l'hanno portato sulla nave spaziale, l'hanno preso i marziani per poterlo studiare, c'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'hanno portato in un campo fuori Roma. Apriti cielo. Lucio Corsi che si sta preparando all'Eurovision di Basilea dal 13 al 17 marzo, in questo caso del mese successivo, porterà il pezzo Volevo essere un duro, pare non risponda agli attacchi, sto leggendo da Libero, anche il refuso del mese di marzo è di Libero, non l'ho detto io, non risponde agli attacchi che appaiono quantomeno tirati per i capelli, scrive Libero. 2 giorni fa questo marionettista Nikolic, autore dell'invettiva, ha lanciato una petizione su change.org in cui si chiede al Parlamento italiano e alle istituzioni europee di riconoscere che l'uso di termini dispregiativi contro i Rom e i Sinti e i camminanti, non li nomina, costituisce una forma di discriminazione ed introdurre leggi e sanzioni per limitare l'uso di questo linguaggio. Magari Lucio Corsi, per placare l'agitazione, lancerà il brano Volevo essere uno zingaro? Mai dire mai. Ne parla soltanto Alessandra Menzani quest'oggi sul quotidiano Libero e chiaramente, signori, aspettiamoci che gli amici del PD in Parlamento ci facciano qualche sorpresa. Messaggio audio sul cursore, sentiamo chi ha da dire questo. Solleciti su Draghi. Io di Draghi ho fatto mia la definizione che ne fece Cossiga, un vile affarista. E poi, se permetti, voglio mandargli un messaggio: ma vattela, Piander. Censura. Corsi si dovrà aspettare anche una denuncia dai marziani, è vero, dagli extraterrestri e dagli ambientalisti per conto degli alberi. Bravo Luigi da Treviso. Qui ci fermiamo certamente mentre in Parlamento si continua a parlare. Draghi ha finito di parlare e ora ci sono le repliche dei vari senatori. La difesa comune è un passaggio obbligato, ha detto, ma avremo un maggior ritorno industriale. Allora. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACE-UC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite soprattutto nella stagione fredda e umida dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di
collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa: una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACOC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Io sono Erika Taci e state per ascoltare il mio nuovo singolo, si chiama Atlantide. L'ho dedicato a mia nonna e penso che Atlantide sia un po' la città dei ricordi. Alla fine chi ci lascia non ci lascia mai veramente, perché dentro di noi custodiamo la nostra Atlantide, fatta di ricordi, di fotografie, di viaggi. Spero vi piaccia. Buon ascolto. Ma che dolce questa Atlantide, certo, per ricordare chi non c'è più e soprattutto per ascoltarla. Questa è una voce splendida, Erika Taci, arriva da Firenze e la potete anche guardare perché ha avuto la fortuna di essere selezionata come opinionista ormai da qualche anno. Fa l'opinionista in Bella Ma su Rai 2, sicuramente un volto quando la vedete conosciuto.
Atlantide, Erika Taci, la musica indipendente che Sammy Varin lancia ogni 30 minuti, anche se la canzone del giorno, lo sapete, è Altalena Boy di Lucio Corsi, censurata dai Rom perché parla male dei Rom, ma ci colleghiamo con un altro cantautore che è anche consigliere regionale della Lega, è in Val d'Aosta, arriva. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Ah, di sicuro ha qualche news perché sta preparando l'album anche lui. È il cantautore Leon, si fa chiamare così in arte, Simone Perron. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a te e tutti i tuoi amici che ci ascoltano. No, oggi voglio partire proprio dalla musica e visto che oggi stiamo sulla notizia di Lucio Corsi che è stato censurato in questa sua canzone Altalena Boy di 10 anni fa in cui parlava dei Rom che rubano i bambini e chiaramente ragazzi una roba del genere è stata scoperta immediatamente da un marionettista e adesso lo crocifiggeranno in sala mensa, signori, mentre Leon, Simone Perron, sono sicuro che non parla male dei Rom anche perché tu sei consigliere regionale della Lega e veramente ti vedo già così crocifisso nella sala principale del consiglio regionale. Simone, aggiornaci davvero sulla tua attività di cantautore prima di parlare di politica, perché io faccio artisti indipendenti ogni mezz'ora e tu sai, ti ho già trasmesso in passato e sono pronto a trasmettere il tuo nuovo album, l'album di Leon. Cosa si muove? Allora Sammy, grazie innanzitutto, è il mio quarto album, in realtà sarà un mini CD, sono 5 brani, andrò agli Abbey Road di Londra a fare le voci questo fine settimana, quindi insomma dai, una cosa prestigiosa, come dire, ho avuto l'occasione di andare in uno studio diciamo importantissimo e quindi farò un salto su come dire, ti manderò in anteprima ad ascoltare qualcosa e poi ovviamente ci risentiremo anche per quello. Quindi sì, sono 5 brani e sono un po' più particolari, ho virato un po' più verso altre tematiche, avrai il piacere di ascoltare poi spero anche i tuoi ascoltatori, così avrò il vostro responso. Ah, lo sapete cari ascoltatori, voi di Radio Libertà sarete i primi a sentirlo, potete già comunque ascoltare il suo genere assolutamente elegante, Simone Perron, in arte Leon, lo trovate facilmente sugli store digitali eppure su YouTube. Restiamo in contatto, ma nel frattempo è un artista, consigliere regionale della Lega e vuoi che non cerchi di migliorare la vita degli artisti per valorizzare gli artisti, hai proposto in consiglio regionale una legge sugli artisti. Guarda caso è stata dipinta dai quotidiani come una legge che vuole togliere libertà agli artisti. Qui mi silenzio, raccontaci, Simone Perron. Guarda Sammy, sì, ci è toccato vedere anche questo. Allora, che non sarebbe passata, vabbè, non passano nulla della minoranza e insomma era già nell'aria. Ma vedere sui giornali che sono sempre schierati a favore di maggioranza e in qualche modo tutto quello che fa la Lega viene silenziato, vedere sui giornali che l'assessore avrebbe sventato un attacco alla libertà degli artisti è veramente una roba orwelliana, posso dire orwelliana, ci ho fatto una risata sopra, ma è orwelliana, perché la legge proponeva l'istituzione di un albo diviso in varie categorie che comprendeva tutti gli artisti e che avrebbero visto dei sussidi anche, dei rimborsi spese, rimborsi per i corsi, spazi dedicati nelle strutture regionali anche gratuiti, insomma un modo per valorizzare tutti gli artisti, fare del sano protezionismo, perché noi siamo una regione piccola, siamo nell'angolo nord-ovest, cioè per noi ogni volta che ci muoviamo a suonare, a fare una conferenza, a fare una mostra, eccetera,
sono delle spese veramente molto grosse. Quindi un modo sano che interpreta tra l'altro perfettamente lo spirito della Lega, cioè quello di essere anche il sindacato del proprio territorio. Quindi in un mondo dove ormai l'intelligenza artificiale distruggerà un sacco di lavori creativi, perché non si potrà più distinguere cosa è stato fatto da un uomo o cosa è stato fatto da un computer, muoversi in anticipo con una legge pionieristica era una cosa importante. Comunque sia, chiaramente noi Sammy non ci perdiamo d'animo per nulla, anzi questa legge sarà riportata nella prossima campagna elettorale, nel nostro programma elettorale, e siamo assolutamente convinti che noi abbiamo una funzione anche rivoluzionaria in questo senso, cioè una rivoluzione conservatrice, non solo in difesa ma in attacco. Cambiare e proporre e fare qualcosa di nuovo, a differenza di altri che sono sempre in difesa e difendono sempre gli interessi consolidati. Noi abbiamo altre visioni e abbiamo anche, come dire, il fegato e l'energia di mettere sul tavolo e di lottare per quello. E questo naturalmente deve servire da lezione anche a tutti voi che ci seguite dal resto delle regioni italiane. La Lega all'opposizione è una bella rompina, è una mosca che continua a riposare, gira la scacciata e poi si riposa ancora lì, perché porta le istanze dei cittadini, porta le proteste dei cittadini che diventano proposte politiche, quindi la puoi scacciare, ti sembra, ma non riesci a prenderla, gira e si riposa ancora lì e ti ricorda gli errori che stai facendo come maggioranza. Questa è l'importanza della Lega quando è all'opposizione, non soltanto in Valle d'Aosta, ma in tutta Italia. Intanto che parliamo, succedono cose e parlavamo prima con Claudio Borghi Aquilini, ci ha raccontato quella che sarà la giornata di oggi al Senato. Poco fa ha parlato Draghi al Senato difendendo la difesa comune. È un passaggio obbligato, ha detto poco fa Draghi, che proprio in quell'aula è stato sfiduciato qualche annetto fa. La nostra sicurezza è messa in discussione da Trump. Per la difesa comune serve una catena di comando europeo. Chiaramente poi sentiremo il discorso di Draghi e le repliche naturalmente, soprattutto dei nostri senatori. Simone Perron, come digeriamo questa cosa e soprattutto naturalmente la posizione della Lega contro il riarmo, una posizione chiara? In queste settimane abbiamo fatto gazebo in centinaia e centinaia di piazze in tutta Italia. Che cosa sta accadendo? Dove ci vuole portare questa Europa? Simone. Ma guarda, abbiamo visto la grande manifestazione di piazza, mi pare dicono 30.000 persone della sinistra, dei radical chic che adesso si scoprono grandi guerrafondai. A volte sembra di essere su scherzi a parte, questa è la realtà, cioè di gente che ha fatto di tutto per distruggere ogni forma. Se noi pensiamo all'attacco ricevuto da coloro che hanno una propria attività economica, i gioiellieri o le persone che hanno le case, gli italiani hanno un patrimonio enorme di case e di risparmio che va difeso, eccetera, che quando hanno visto la propria casa invasa, hanno visto la propria attività minacciata e si sono difesi con le armi, questi stessi signori li avrebbero messi in croce perché sono per la non violenza loro, quando tocca agli altri loro sono sempre non violenti. Adesso li vediamo fare le barricate con il famoso armiamoci e partite, perché poi chiaramente non sarebbe Vecchioni ad andare e non sarebbe la Litizzetto che parla dell'esercito italiano come fosse un qualcosa di negativo di cui vergognarsi. Ecco, loro non sono mai quelli che vanno in prima fila e adesso si scoprono i grandi guerrafondai. Veramente siamo su scherzi a parte. Che ogni paese debba pensare alla sua difesa e che il ruolo degli americani rispetto a quello che è stato nei decenni precedenti verrà meno, su questo l'abbiamo detto 1000 volte anche noi e questo era prevedibile, ampiamente prevedibile, ma questi signori qui veramente che ci vengono a dare lezioni e probabilmente mirano a colpire i risparmi, adesso non so se è già stato detto forse da Borghi, ma sicuramente mirano i risparmi degli italiani, perché gli italiani abbiamo il 22% dei risparmi a livello europeo, sono 2.200 miliardi di soldi
che generazioni prima di gente che io penso, non so, i miei nonni che non hanno mai visto quasi il mare o le vacanze, hanno sempre lavorato tutta la vita, abbiamo i soldi da parte che ci servono per le famiglie, per le case, per le nostre cose, pensare che debbano essere in qualche modo presi per armare e per fare armi regalate all'industria tedesca o francese dopo il disastro del Green, perché viene anche l'idea che vogliano chiudere il tappo lì, il disastro che hanno fatto sulle macchine, eccetera, che la Lega ha sempre denunciato, adesso vogliono riconvertire in industria bellica coi soldi dei nostri risparmi. Beh, onestamente penso che possiamo rimandare al mittente e dirgli che se lo possono scordare. Finché c'è la Lega nelle posizioni giuste, queste cose noi non le digeriamo e non le faremo passare. E naturalmente sono tutti curiosi di sapere come si aggiusterà la risoluzione di maggioranza quest'oggi e che sarà presentata dal centrodestra unito. Abbiamo già sentito Claudio Borghi Aquilini mettere dei paletti ben precisi, e poi domani alla Camera, dove c'è un po' più di libertà, e quindi scherzava Repubblica, ma mica poi tanto, la Lega potrebbe addirittura votare la risoluzione del Movimento 5 Stelle, che è del nostro stesso parere, assolutamente no al riarmo, ma chiaramente è una boutade di Repubblica. Alla fin fine si trova assolutamente la quadra. Mi stanno arrivando WhatsApp al 340-6709-659 perché avevamo ricordato l'altra settimana l'interessante libro di Rossano Sasso, uscito proprio in queste settimane, Il gender non esiste, e c'è stata proprio una presentazione la scorsa settimana in quel di Aosta sull'argomento gender. Ecco, in una città come Aosta, in una piccola regione come la Valle d'Aosta, si riesce a comprendere il pericolo che sta portando avanti il centro-sinistra, la sinistra, su queste argomentazioni, insegnare ai nostri bambini che il sesso non è una cosa che ci guardiamo e ci vediamo, ma è una situazione mentale, quindi come ci si sveglia la mattina, se ti senti una femminuccia è giusto che tu faccia la femminuccia. Si riesce a recepire questo problema, soprattutto visto che alla fin fine invece comanda la sinistra, e quindi la sinistra ci vede ancora una volta come la famosa mosca che si posa, cercano di prenderci, svolazziamo via, ma ci riposiamo lì di nuovo a ricordare la problematica. Perron. Ma noi abbiamo fatto tante battaglie di questo tipo nel Consiglio regionale, perché purtroppo posso dire che ovviamente arriva tutto anche qua, perché nel discorso anche di agenzie sovranazionali che pongono certi criteri e poi ci arrivano a cascata se noi non ci difendiamo da questo. Posso dirti però che ci sono dei miei colleghi insegnanti che mi chiamano, ci sono delle famiglie che ci chiamano e ci dicono: noi questa roba qua dentro la scuola non la vogliamo. Quindi tanta gente giustamente chiede una difesa, un argine contro queste cose. Poi io ci tengo a ribadirlo, noi siamo per l'assoluta libertà, gli adulti facciano tutto ciò che vogliono, noi rispettiamo qualsiasi forma di diversità sessuale, transessuali, omosessuali, ma ci mancherebbe, ma siamo per il mondo libero. Ma l'indottrinamento da questi comunisti che oggi si sono rifatti la maschera, che non pensano più ai lavoratori, ma adesso vogliono distruggere il patriarcato e ogni forma di normalità, mi dispiace, questo no, faremo un argine, queste cose le studiamo e le conosciamo bene. La Lega che ci mette la faccia, nonostante le querele, nonostante tutto il fango che ci arriva, noi ci mettiamo la faccia, perché anche qua, Sammy, il discorso è che noi tuteliamo, siamo un sindacato del territorio e di tante persone che di queste robe non ne vogliono legittimamente sapere. Quindi anche qua purtroppo arriva, ci siamo noi che tiriamo fuori il problema. E sai cosa ti dicono poi in privato? Che abbiamo ragione noi, anche politici dall'altra parte, ci vengono a dire: avete ragione su questo, ma non ci mettono la faccia, perché sennò le loro femministe e le loro lobby LGBTQ li sbranano. Hai capito come funziona? Ecco. Sì, lo sappiamo, governano con lo stampino, e quindi bisogna portare questa cosa in tutte le città, devono essere tutte uguali e le regole devono essere uguali e le proposte tutte uguali, e fa niente se i cittadini non sono d'accordo.
Simone Perron, non possiamo che ringraziarti come al solito per questo collegamento con Regione Valle d'Aosta. Buon lavoro a te e ai tuoi colleghi. Ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie a te, Sammy, è sempre un piacere stare con voi. Ciao. Grazie Simone Perron dalla Valle d'Aosta, tenetelo d'occhio, anzi d'orecchio, come Leon, avete sentito, sta incidendo il nuovo album. Sì, sto per andarmene naturalmente, non prima di avere sbirciato le ultime notizie. Repubblica la mette in apertura, il guasto di Milano, treni in ritardo e cancellazioni, circolazione sospesa tra Tito e Potenza. Tito non lo conosco, se voi l'avete presente, per sisma. Ah, ok, Tito, parliamo del sisma che c'è stato questa mattina, per sisma tra San Pietro e Faenza invece per il maltempo. C'è stato un terremoto a Potenza di magnitudo 4,2, chiusi uffici e scuole, ma per fortuna non si parla di vittime. Il Corriere, la notizia principale è l'intervento, l'audizione di Mario Draghi al Senato sul futuro della competitività europea, le commissioni riunite di bilancio, attività produttive e politiche europee di Camera e Senato. La frase: la nostra sicurezza è messa in discussione da Trump. Per la difesa comune serve una catena di comando UE. E naturalmente il discorso diventa incandescente. Poi avete sentito nel primo pomeriggio l'intervento della Meloni, sempre al Senato e poi domani alla Camera con i rispettivi voti, e naturalmente aspettiamo non tanto di sapere cosa voterà il centrodestra di governo, perché la quadra si trova, quanto il PD. Io sto sbirciando le agenzie, ma sembra che la Schlein li abbia ancora tenuti in gabbia. Dove li ha messi i suoi senatori? Sta cercando di ipnotizzarli per farli votare come vuole lei? Stiamo a vedere. Comunque sarà divertente sapere su quali vetri cercheranno di arrampicarsi. Intanto per il momento ci fermiamo, ringraziamo Francesco e regia, voi per centinaia e centinaia di WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Memorizzate il nostro numero perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte per commentare quello che vi accade. Il primo speaker che arriva in onda vi legge tutto quanto, ma io ritorno domani. È una minaccia, già domani mattina alle 7:30.